Lottare vuol dire conoscere il tuo corpo e non essere madre solo per caso e pretendere il lavoro che ti spetta e poi lottare per non morire di fatica come una macchina senza anima né tempo per amare. Siamo le donne di Mogliano. Ci siamo trovate qui il 13 febbraio, incontrandoci per caso e avendo voglia di dire che era ricominciata la primavera, volevamo che ricominciasse la nuova primavera. Oggi è l'8 marzo e continuiamo quel filo di ragionamento per chiedere al Comune l'assessorato alle pari opportunità che non esiste più e tutte le iniziative importanti per le donne. Vogliamo ridare un fiocco rosa ai 150 anni dell'Unità d'Italia per la rinascita dell'Italia che sia soprattutto al femminile. Le donne non sono rappresentate in questa amministrazione e noi riteniamo invece che la nostra voce sia importante, la nostra presenza anche. E con questa iniziativa chiediamo a tutte le donne di sostenerci, di essere con noi e di continuare questo percorso. Quali sono i sogni delle donne? Interventi di donne diverse. Io ho scelto questo. Corri bambina, corri, tu che hai buona la testa, le gambe e il cuore. Corri senza rallentare davanti agli ostacoli, alla stanchezza, alla nostalgia, che pure talvolta ti coglie, del tempo della lentezza e della protezione. Corri per arrivare dove avevi deciso, per soddisfare il tuo sogno e la tua ambizione. La modestia, la rinuncia alle proprie ambizioni, seppure riuscirono segretamente a nutrirle, fu il connotato delle donne delle generazioni che ti hanno preceduto. Donne educate alla modestia e alla rassegnazione, a mettersi al servizio dell'ambizione del maschio e della famiglia, fosse il marito, il fratello, il figlio. Tu sei diversa, tu hai deciso di arrivare dove ti sei proposta. Tra le donne che oggi hanno successo, molte portano nomi illustri. Hanno successo dunque per diritto ereditario. Tu non hai un nome illustre né una famiglia importante alle spalle, ma hai buona la testa, le gambe e il cuore e hai diritto a correre e ad arrivare prima se la corsa non sarà truccata. Noi della generazione che è venuta prima di te, una generazione che si è impegnata nella corsa, che spesso ha vinto, che più spesso ha perso, ti daremo una mano se ce la chiederai. Ma tu devi sapere che hai diritto a una corsa non truccata, che hai diritto al successo. Secondo me le donne dovrebbero maggiormente prendere coscienza della loro capacità di essere e di concepire il mondo in modo diverso dagli uomini. Siccome nessun uomo ha il coraggio di spazzare via lo sporco che c'è, le uniche che potrebbero farlo sarebbero le donne. Io auspico che si fondi un partito delle donne, naturalmente gestito dalle donne, non che gli uomini debbano restare fuori, ma che ci siano come figure portanti del partito le donne e che vadano nei posti strategici del potere, perché nessun uomo avrà mai il coraggio di aprire loro le porte, assolutamente. Bisogna che se lo prendano loro questo potere e che vadano nei luoghi di potere. In questa nostra bella civiltà di razze, lingue, popoli e regimi, sono gli uomini gli autori della storia, eroi santi vissuti per la gloria. A questa specie di uomo sapiente, Homo sapiens, c'è chi appartiene ma non serve a niente, non si sa come l'hanno messa là, si chiama donna ma che servirà? E viva le donne, viva le belle donne, che sono le colonne dell'amore. Sono una donna, non sono una santa, tu lo sai che non sono una santa. Ma sta di fatto che tra i primitivi
tra uomo e donna c'era l'uguaglianza, l'amore è un'espressione naturale, ognuno lavorava in comunanza, ma un giorno l'uomo disse questo è mio. Nacque così la proprietà privata per farla ereditare al figlio suo. La donna fu da allora schiavizzata e adesso spogliati come sai fare tu. È questa la famiglia patriarcale, è il padre che possiede e che decide, la madre che lavora ma non vale, che partorisce forze produttive, difesa della proprietà privata, è scopo di questa famiglia umana, a questo condiziona la sua vita, primo caso di famiglia cristiana. La donna immessa nella produzione subisce quindi doppio sfruttamento, salario basso, turni e malattie, può essere licenziata a ogni momento. Dobbiamo far finire con la lotta, che trattino le donne da coglioni, avere ogni diritto che ci spetta, abbattere lo Stato dei padroni, avere ogni diritto che ci spetta, abbattere lo Stato dei padroni, avere ogni diritto che ci spetta, abbattere lo Stato dei padroni. Brava! Mi pare che gli studenti e le studentesse si stiano muovendo abbastanza bene ultimamente, però bisogna tener duro, lo so che è dura, noi a sua volta quando erano gli anni della contestazione ma anche gli anni appunto del femminismo abbiamo tenuto duro in tutte le piazze, in tutti i luoghi possibili e immaginabili, andavamo a controllare che le cose venissero fatte per le donne. In questi ultimi tempi il corpo femminile è diventato un vero e proprio campo di battaglia su cui ci si accanisce senza tregua, come se per la donna l'unica possibilità di esistere fosse quella di incarnare la perfezione. Certo, esistono come sempre delle eccezioni, come quando Glamour pubblicò le foto della modella normale Lizzie Miller, che sfoggiava con orgoglio i suoi 79 kg. Furono allora centinaia di migliaia le lettrici che scrissero alla redazione del giornale: finalmente una donna vera, una come noi. Eppure sarebbe bello definitivamente liberare il corpo delle donne, non liberarsi dal corpo, come hanno preteso per secoli i filosofi, perché nonostante tutto il corpo c'è, è nel corpo e grazie al corpo che ciascuno di noi è nato, vive, muore. È nel corpo e per suo tramite che si incontrano gli altri, si esprimono le proprie emozioni, si manifestano i propri sentimenti. Ma liberare per sempre il corpo femminile dalle aspettative e degli stereotipi di genere. Questa sarebbe la vera libertà, il primo passo dell'uguaglianza. Indipendentemente dalla dittatura del gusto, dalle ingiunzioni sociali, dalle norme culturali, per poter scegliere se vestirsi di rosa, di nero o di giallo, e non perché si fa o si deve, ma semplicemente perché si ha voglia di farlo, per decidere se essere conformi o ribellarsi, senza che qualcuno ne tragga immediatamente le conclusioni che impone il bon ton, e smetterla una volta per tutte di ridurre la donna a un semplice corpo immane. Il solo scopo delle donne era essere madri rinunciando ad essere donne. Il rapporto delle donne con la maternità è sempre stato gestito e approvato da leggi, idee, paure maschili. Ma le donne molto hanno ottenuto e ancora più sognano. Vorrebbero, alla rinfusa, essere persone prima che madri. Scegliere di essere o non essere madri, accedere alle tecniche di inseminazione eterologa, essere aiutate sin dall'adolescenza a non trovarsi madri per puro caso, essere madri di quanti figli desiderano
senza dover rinunciare alla carriera o scegliere di rinunciarci per essere del tutto madri. I sogni delle donne, una donna premier e un'altra immagine, dalla Repubblica dell'8 marzo 2011, oggi. Il peso sociale delle donne è cresciuto enormemente in questi decenni, non così quello politico. L'Italia rappresenta al meglio questa sproporzione, ma con più donne in politica cambierebbe la politica italiana, l'ho sempre detto io. Cambierebbe qualcosa se l'Italia avesse un Presidente del Consiglio donna? Non esiste innocenza per diritto naturale. Le donne sono attori responsabili e altrettanto capaci degli uomini di lasciarsi irretire dal potere. Però quale cambiamento simbolico e di immagine? Un'utopia. Ma forse non è utopistico pensare di fare dell'8 marzo un'occasione per augurare alle donne in Parlamento e nel governo che sentono la responsabilità del loro ruolo. Il Premier ha costruito il suo potere anche grazie a molte di loro, che ancora oggi gli sono fedelissime. Lottare vuol dire riprenderti la vita che fin da bambina non hai mai vissuta, i tuoi liberi pensieri, la tua forza di lottare per non accettare più di essere solo un oggetto di piacere, ma decidere da sola cosa, come, quando, chi. Lottare vuol dire. Lo stradario del comune di Mogliano Veneto è formato attualmente da 312 strade, soltanto 8 sono intitolate a donne. Ilaria Alpi, giornalista, Elisabetta Bellavite Astori, benefattrice moglianese, Safo Bellincioni, cantante lirica, Elvira Favier, benefattrice moglianese, Elsa Morante, narratrice, Santa Matronilla, martire cristiana del IV secolo, Sant'Elena, imperatrice madre di Costantino I, Toti Dal Monte, cantante lirica. Chiediamo perciò che da ora in poi, nell'intitolazione di qualche via, piazza, edificio, pubblico, sala o saletta o cantuccio, si attinga al vasto numero di donne che hanno contribuito al progresso della nostra civiltà. A tale scopo forniamo un elenco di nomi, considerata la imminente celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Diamo la precedenza alle donne del Risorgimento, proseguiremo poi con quelle che hanno cominciato la lunga strada verso le pari opportunità, impegnate in iniziative per il voto alle donne durante la Resistenza e nell'Assemblea Costituente. Perseguitare la ex moglie o la ex convivente che se n'è infine andata, negarle un futuro e quando la riconciliazione appare ormai impossibile, aggredirla, magari accoltellarla. Difendere un figlio che ha stuprato un'amica, una compagna di scuola, una ragazza conosciuta in discoteca, giustificandolo perché lei era consenziente, mentre lui è sempre stato un bravo ragazzo. Cose che capitano, ma fino a quando? Finché non sembreranno, non a chi subisce, ma a chi le commette, scandalose, ributtanti, imperdonabili. Non è un sogno, è una pretesa. L'obiettivo di questa mobilitazione, allora, è ricominciare e riaprire una grande stagione che sia il più possibile unitaria, trasversale di tutte le donne, anche coinvolgendo gli uomini che siano interessati. Ma questa è e deve rimanere una battaglia di genere, devono essere le donne a guidarla. Quest'8 marzo significa portare avanti il clima di unità e di trasversalità della manifestazione del 13 febbraio, che ha mostrato la forza e le potenzialità infinite del movimento. Ma allora possiamo dire rimettiamo al mondo l'Italia è un fatto simbolico, perché bisogna proprio cambiarla l'Italia. E devono cambiarla le donne. Serve una nascita simbolica di un'altra Italia. Vuol dire questo, non siamo tutte madri, non vuol dire siamo di nuovo costrette in quel ruolo, ma che l'Italia ha bisogno che anche le donne la producano, perché fino ad ora non è stato così. La rifacciamo noi, perché c'è bisogno di una nazione più giusta e più egualitaria per tutti. Vi salutiamo, grazie di essere stati qua insieme a noi. Vi diamo...
La giunta di Mogliano è una giunta tutta al maschile. Noi crediamo che sia importante invece proprio che venga rappresentato il pensiero e l'agire delle donne anche nella quotidianità di un'amministrazione. Crediamo che sia importante che la donna venga rappresentata per il suo essere, per ciò che agisce, per ciò che fa e non come viene attualmente rappresentata dai media. Ci piace immaginare un'Italia nuova in cui noi riprendiamo uno spazio e un percorso nelle nostre diversità, nell'accoglienza di tutti e di tutti, e ci piacerebbe anche che gli uomini in questi momenti fossero con noi, perché forse sono i primi ad essere offesi da un'immagine così brutta della donna che viene data.